Ai piedi dei Colli Iberici c'è un paese in forte rilancio per quanto riguarda l'attività della pallavolo, che in passato ha militato anche in Serie C. Parliamo di Longare ed in particolare della seconda divisione femminile. Questa squadra si è composta nel tempo, l'anno scorso avevamo un'altra squadra, nel senso che abbiamo un po' di elementi nuovi che vengono da altre società, però ci siamo molto integrate diciamo molto bene, per cui stiamo cercando di fare dei risultati. Alcune atlete possono essere definite storiche a Longare, pilastri anche nella prima squadra femminile. Gioco in questa società da un bel po' di anni, da quando facevo la seconda elementare. Diciamo che ha avuto alti e bassi e adesso stiamo puntando nel far crescere anche le giovani, quindi il settore giovanile, e noi diciamo siamo un po' il punto di forza della società e stiamo puntando molto a crescere. La seconda divisione è la squadra più importante a livello femminile. Con questa formazione il Longare ha riorganizzato gli obiettivi societari. Rappresenta un po' il momento di riferimento per le ragazze più giovani. Si cerca quest'anno di ripartire puntando su delle metodologie adeguate che possano favorire anche lo sviluppo e la crescita delle ragazze del settore giovanile. Un traguardo per le giovani, questo è ciò che deve rappresentare la seconda divisione. Molto spesso vengono ad allenarsi con noi ragazzine di svariate età, stiamo riuscendo ad avere un buon risultato di anche cooperazione, di unione, di amalgama con queste ragazze, quindi per quanto riguarda la zona di Longare, non solo, anche Castignero, perché la nostra società adesso si sta ampliando un po' alla volta nel territorio, speriamo di riuscire ad essere un buon esempio. Capiamo allora com'è organizzata la società del Longare e qual è l'offerta sportiva. Dall'anno scorso stiamo ricominciando a valorizzare il settore giovanile, perché è importantissimo. Oggi abbiamo diverse ragazze per il mini volley, abbiamo 2 ragazze per il braccio di ferro e l'Under 13, un Under 14, un Under 16, un Under 18, una terza divisione e una seconda divisione femminile. Ma non c'è soltanto femminile. A Longare troviamo anche una bella realtà maschile. Poi abbiamo anche una prima divisione maschile che si è comportata molto bene l'anno scorso. Anche negli anni passati è riuscita a fare anche la Serie D, a guadagnarsi la Serie D. Non abbiamo possibilità economiche per poter fare il passo in avanti, però è con orgoglio e con soddisfazione che loro partecipano a questi campionati. Ecco quindi il quadro societario. Con il supporto di tutti, le giovani del Longare potranno riportare la società ai fasti di un tempo. A Longare c'è una buona risposta da parte delle famiglie, da parte di interesse delle ragazze. La pallavolo, soprattutto nel femminile, è molto aggregante, molto seguita e sicuramente speriamo solo nell'intervento anche dell'ente pubblico, del comune, che ci stia un po' vicino in questo tentativo di rilancio della nostra società, perché sicuramente servono strutture, palestre adeguate e sicuramente avere la possibilità di essere seguiti anche dagli uffici degli enti locali. Ecco quindi cosa si augura a Longare: crescere con i propri giovani, come ci conferma il presidente. L'obiettivo della seconda divisione non è in quanto di arrivare prima o no, ma è l'espressione massima del settore giovanile, a cui noi puntiamo perché vogliamo valorizzarlo. Abbiamo fatto anche un ampliamento di zona con il comune di Castignero proprio per potenziare il bacino di utenti.